Bellissimo, queste strade con questo pavimento particolare che non sono più asfaltati come le strade che abbiamo oggi, e poi anche le costruzioni, questi balconcini piccolini, bellissimo, bello, molto bello. E tutto richiama bellezza, queste le testimonianze dei turisti. Siamo felici di essere oggi qui a San Marco d'Alunzio a vivere questa esperienza in questo borgo meraviglioso. Sport e antichi valori, tornare a vivere in libertà. Inizia il grande giorno a San Marco d'Alunzio con la sfilata di abiti d'epoca, ma scendiamo nei dettagli ed immergiamoci in questa grande giornata. Oggi siamo qui a San Marco d'Alunzio e faremo una bellissima manifestazione per quanto riguarda il nostro ente di promozione sportiva, lo XAIN. Io sono Maria Proscia, delegata allo sport e spettacolo per il nostro ente, sezione provinciale di Messina. Qui a San Marco d'Alunzio abbiamo uno scenario bellissimo, avremo tantissime attività sia di danza sportiva nella mattinata che di pomeriggio un calcio dei non vedenti. Quindi vi invito tutti ad essere qua presenti con noi che inizieremo e trascorreremo una bellissima giornata. Tra poco una grande sfilata, ci parli di questo momento, di un corteo. Il corteo storico è un corteo tutto medievale formato da tantissime personaggi in costumi d'epoca e saranno il nostro ingresso nella città di San Marco d'Alunzio. A seguire ci saranno tutte le associazioni di danza sportiva che saranno presenti sul nostro territorio in questa giornata. Accoglie il comune questo evento? Questo evento, come sempre, con tanto valore, entusiasmo e gioia per averli qua oggi nella nostra comunità. Nasce da un desiderio comune, quello di portare tutte le nostre discipline in una location così bella e affascinante che grazie all'amministrazione comunale oggi ci ha consentito di poterci esprimere con tutti i nostri giovani, con i meno giovani e i più piccoli, dove l'esibizione sportiva oggi sarà la protagonista. Un fatto reale, non bisogna soltanto essere un politico, ma bisogna avere anche le caratteristiche imprenditoriali in una città e questo non manca a questa amministrazione, che ringrazio di cuore per essere oggi qui insieme a tutta la nostra gente, al nostro mondo dello XAIN, dove ancora una volta lo sport è la palestra dei valori. Grazie e buon proseguimento. Grazie Presidente, grazie Sindaco. Noi ovviamente non vogliamo rubare tanto tempo perché abbiamo visto che già l'orario avanza. Come abbiamo detto nel corteo c'erano delle signore affacciate e hanno detto stiamo cucinando, ho detto allora venite così poi mangiamo tutti quanti insieme, no? Quindi è una cosa molto bella. Quindi io ringrazio tutti voi. Questa dimostra l'ospitalità che abbiamo noi. Assolutamente. Per quello che se si fermavi o ci fermavamo. No, ma ci hanno invitato, quello che c'è è per si tutti. sente l'odore nelle case. Questo lo dimostra
la nostra cultura. Noi siamo questi, noi siamo quelle persone che per noi non c'è l'ospite, non c'è il turista, ma c'è il paesano. E vi invito tutti a venire l'1 e 2 di giugno, ma anche il 15 di giugno, dove noi abbiamo tutto il mondo in paese. Questa è una manifestazione dove l'amministrazione, ma penso che il Comune di San Marco, la comunità di San Marco ci tiene tanto affinché tutti conoscano la nostra accoglienza. Grazie, grazie. E allora, gli ultimi arrivati si possono... Un ente di promozione sportiva sociale presente su tutto il territorio nazionale, proprio nella nostra provincia godiamo di numerose associazioni che praticano tantissime discipline sportive, tra le quali oggi vediamo l'esibizione della danza, della hip hop, della classica, della moderna e jazz, la contemporanea, che oggi allitereranno un pochettino questo favoloso villaggio, questo bellissimo comune che ci affascina tantissimo. Tra poco un corteo, da chi è composto? Tantissimi elementi, dai più piccoli ai più grandi, che già un'esperienza collaudata nel settore, che proprio oggi vogliono dimostrare, vogliono far conoscere un pochettino quella che è la bellezza dell'arte, della cultura del nostro paese. Cosa deve uscire fuori da questa giornata? Una giornata bellissima, fantastica, e aspettiamo tutti quanti qui a San Marco d'Annunzio. Un abbraccio! Grazie! Ciao ciao! Una bellissima giornata di festa, abbiamo tantissimi gruppi che si esibiranno in questa splendida giornata e abbiamo gente da tutta la Sicilia e da tutta la provincia di Messina. Cosa deve uscire fuori da questa giornata? L'inclusione, l'amicizia, l'unione, cosa? Sicuramente, soprattutto inclusione, voglia di vivere, voglia di stare insieme, perché avremo poi pomeriggio anche una partita di non vedenti e questa è la cosa principale, l'inclusione veramente importante per tutti. È stato bellissimo questa mattina perché oltre a voi abbiamo altri circa 100 persone, che c'è una gara di arcieri, ora ci hanno raggiunto anche una figlia, oggi siamo a Torino e abbiamo circa 400 paesani extra, quindi per noi è sempre un orgoglio. La crescita di questo paese passa attraverso ognuno di noi che tutti oggi siamo noi. Sport e antichi valori, quanto è importante, quanto i valori sono importanti nello sport affinché nella vita siano scalfiti? Sicuramente sono molto importanti, ecco, è il senso di questa giornata, unire valori importanti come la collaborazione, la cooperazione allo sport e soprattutto alle nostre antiche tradizioni, quindi un po' il valore che si lega all'antichità e alle radici. È un posto meraviglioso. Non si può dire altro. Comunque sia, attrezzato bene e governato meglio. Di conseguenza il futuro sarà solo una responsabilità loro. Importantissimi che pubblicizzano il nostro centro anche nelle vicinanze, noi facciamo pubblicità per i paesi lontani, per le città lontane, però poi è importante anche pubblicizzare nell'Interland vicino, perché conoscere il nostro paese, far conoscere il nostro paese anche alle cittadine vicine è importante. Sarà, speriamo, meravigliosa. I presupposti ci sono tutti. Ok, grazie agli organizzatori. Allora, intanto noi siamo vicini molto ai nostri cittadini, agli allontini eccetera, e questo abbiamo fatto l'integrazione con questa oggi è molto importante perché ci sono la squadra dei non vedenti, quindi l'inclusione, la libertà di fare le cose insieme a noi, insieme ai cittadini diciamo che non hanno questa disabilità e noi siamo molto contenti, siamo aperti a queste cose. Cosa ne pensa di San Marco d'Annunzio, di questo borgo? È un paio d'anni che facciamo il corteo, un bel paesino, veramente
Da dove venite? Santa Lucia del Mela. Siamo l'associazione culturale Antica ai Torti. Evento importante oggi per San Marco perché praticamente ci siamo trovati coinvolti in questa situazione di questo gruppo, questa associazione che ha scelto San Marco proprio per l'evento di oggi. Partirà adesso con questo corteo, con questa sfilata di abiti d'epoca, un gruppo di danza poi qui in centro, e pomeriggio un'altra cosa particolare, la partita al campo, un gruppo di non vedenti con un gruppo di San Marco che si scontreranno. Ma intanto è una giornata importantissima per i valori appunto che ne verranno fuori, sia questa mattina con questa sfilata che diciamo per le povere anticipa quello che è poi il nostro palio a San Marco d'Alunzio. Cosa importante poi riguardo ai valori sarà la partita di pomeriggio dedicata che vedrà diciamo la disputa di una partita tra due squadre non vedenti, molto importante come simbolo, ecco.